Siamo con Alessandro Santi, presidente di Assoagenti Veneto, promotore del convegno odierno molto partecipato, che la Marittima è se rovesciamo Venezia, e se rovesciamo Venezia cosa succede? E se rovesciamo Venezia significa proprio cambiare il punto di vista. Noi continuiamo a pensare che l'economia di questo territorio possa essere solamente legata al turismo, poi ci accorgiamo che quando calano le presenze turistiche per cigni neri, no? Per fattori esterni come il coronavirus o il problema dell'acqua alta, ci troviamo a piangere. Invece dobbiamo ricordare che questa città, questo territorio, Venezia e Chioggia, sono sempre stati porti industriali, porti pescherecci, porti passeggeri, porti per gli yacht e porti commerciali. Abbiamo bisogno che questo possa continuare a funzionare. Chioggia e Venezia deve pretendere di avere gli scavi dei propri canali per garantire l'accessibilità. Per riguarda Chioggia in particolare ci sono delle questioni aperte come ad esempio il deposito di GPL e altri. Insomma, oggi c'è un discorso di governance che ci sarà il presidente dell'autorità portuale Musolino. Come si uscirà dalla giornata di oggi, con quale proposte, con quali idee, soprattutto con quale buone dobbiamo certamente prevedere la maniera di riuscire a gestire la Metropolitan nella sua interezza in una maniera ragionevole e mirata alla sostenibilità e all'economia. Grazie dottor Santi.